Amministrative 2023. Scatta la corsa per la poltrona di sindaco. Il traguardo è fissato per domenica 14 e lunedì 15 maggio. Parte il conto alla rovescia. Esattamente tra 79 giorni Vicenza e altri 48 comuni veneti sono chiamati alle urne. 10 centri con più di 15.000 abitanti. Nel Vicentino i comuni chiamati alle elezioni sono, oltre al capoluogo, Chiampo, Marostica e Rossano Veneto. Il grande tema è quello dell'affluenza al voto. Domenica 14 maggio coincide con la chiusura della 94esima adunata nazionale degli Alpini, fissata ad Udine, quasi 200 km di distanza da Vicenza, e quindi dalle urne. E c'è da chiedersi quanto peseranno sul voto. Sì, perché l'adunata nazionale porta via da Vicenza e quindi dalle urne non solo le penne nere, ma anche i familiari, gli amici e tutto quel mondo che si muove attorno ad eventi come questo. Una realtà importante con un peso specifico di rilievo per una città alpina come Vicenza. C'è da dire che le urne resteranno aperte fino alle 11 di sera di domenica 14 maggio e poi fino alle 3 del pomeriggio del giorno successivo, il lunedì 15 maggio. Quindi ci sono gli spazi perché anche le penne nere vicentine possono andare a votare. Ma sicuramente la concomitanza delle amministrative con l'adunata nazionale va analizzata. C'è da dire che l'affluenza è calata negli anni anche senza coincidere con altri grandi eventi. Le regionali di Lazio e Lombardia lo dimostrano. Ma per chi studia il fenomeno, l'astensione dal voto non è solo una questione di allontanamento della gente dalla politica. Servirebbe infatti una svolta a livello generale anche sulle modalità del voto per incentivare gli elettori. In epoca contemporanea il cosiddetto voto al seggio non è più di moda, tra virgolette, non è più la modalità che è valsa per l'Ottocento e il Novecento. Quindi pensare a concedere 15 giorni in anticipo per il voto, a consentire a chi è fuori comune di votare nel comune dove è e non nel comune di residenza, aiutare gli anziani. Ecco, ci sono mille cose che si possono fare invece di starnazzare sempre che la gente non va a votare.